Oggi la Voce delle Regioni ci porta a Padova, siamo sui campi del Canottieri per assistere all'edizione 2017 del Challenge Open dedicato al tennis femminile. Arriva dal nord la nuova regina del Padova Challenge Open. La svedese Rebecca Peterson, numero 208 del mondo, ha conquistato l'ambito trofeo e una buona fetta del montepremi da $25.000. Rispettato dunque il pronostico che vedeva la Peterson, testa di serie numero 1, favorita sull'ucraina Anastasia Vasilieva, capace di sfiorare l'impresa di vincere il titolo partendo dalle qualificazioni. 2 ore e mezza di grande gioco, quello visto sui campi in terra di Via Polveriera. Nel primo set l'Ucraina nasconde bene la palla all'avversaria grazie ad un gioco molto più vario, fatto di palle corte e rovesci tagliati a rompere il ritmo degli scambi. Dall'altra parte del campo la Peterson prova, spesso senza riuscirvi, a piazzare i suoi colpi vincenti, ma finisce spesso fuori misura fino ad innervosirsi e cedere il set alla sua avversaria per 5-7. Dopo la pausa l'inerzia del match cambia completamente. La svedese scioglie l'enigma del gioco della sua avversaria e impone finalmente il ritmo, piazzando un parziale di 11 giochi a 2 che le permette di incassare il secondo set e issarsi fino al 5-1 nel terzo. Quando ormai il match sembra deciso, la Vasilieva, alla sua settima partita in 7 giorni, trova ancora le energie fisiche e mentali per mettere in campo il suo gioco migliore e riportarsi fino al 5-4. L'Ucraina però si ferma ad un passo dall'impresa. Rebecca Peterson non le concede respiro, chiude 6-4 ed alza al cielo il trofeo 2017 del Padova Challenge Open. Congratulazioni, è stata dura ma alla fine hai portato a casa questo torneo. Yes, grazie mille a tutti, sono molto felice di questa vincita. Come ti è sembrato questo match? Hai fatto più fatica di quello che pensavi? Yes, I think all the matches been very hard for me. È il secondo torneo di quest'anno, in pochi mesi mi sono fatta anche male, per cui è stato molto difficile, però sono molto contenta di aver vinto. But I'm really happy the way I fight through the tournament and I won. Forse ha giocato il suo più bel colpo proprio sul match point. Actually, I got a bit. Ho combattuto molto, soprattutto quando ero al 5-1 e è stata veramente dura, però io volevo vincere. So much because I wanted to win. Ci hai provato fino alla fine, è mancato pochissimo veramente per vincere questo torneo. Ho combattuto fino alla fine, è stato un torneo difficile, come per tutti, c'è chi vince e c'è chi perde. Fight till the end and yeah. Tu sei partita dalle qualificazioni, te lo aspettavi di arrivare in finale? Yeah, but I already been like high. Avevo perso il mio ranking, così ho cercato di giocare al meglio, però ho perso. It's the most important to find the game, so. Tornerai a Padova? Ci proverò per il prossimo anno. Tredicesima edizione, quella del Padova Challenge Open, che anche in questo 2017 si è confermato evento di spicco del panorama tennistico veneto, portando in regione alcune tra le migliori racchette rosa del circuito internazionale. Siamo con il direttore del torneo, Maurizio Lazzaroni. Che edizione è stata questa per questa abitudine ormai consolidata alla Canottieri? Ma è stata un'edizione direi bellissima, abbiamo avuto tanta fortuna nell'entry list iniziale perché abbiamo avuto le giocatrici dentro un ranking simile, la prima, la testa 6 numero 1 intorno alla 200esima posizione e l'ultima entrata intorno alla 350esima posizione, quindi si capiva da questo che fin dal primo turno sarebbe stato un ottimo match. E così è stato, tanti match iniziali molto combattuti e siamo arrivati a questa finale che è in corso, dove già il punteggio dice un'altra battaglia. Un'occasione diciamo spesso per i padovani, ma non solo, insomma, di vedere il grande tennis femminile in Veneto non se ne vede poi così tanto, quindi anche per le ragazzine di capire cos'è il tennis giocato dalle donne. Sì, esatto, infatti la grande cosa che è avvenuta in questa settimana è avere visto il pubblico partecipare
dal mercoledì in poi abbiamo fatto i serali e fra l'altro mercoledì era un tempo un po' così incerto e abbiamo avuto le tribune piene, quindi vuol dire che il pubblico si è appassionato e la presentazione di queste giocatrici ha richiamato questo pubblico a vedere effettivamente questo tennis mondiale. Sono arrivate da tutto il mondo, dal Messico, dal Sud America, dall'Ucraina, tutto il mondo ha partecipato, quindi per Padova e il Veneto era un'occasione per vedere questo tennis. L'edizione 2017 del Padova Challenge Open è arrivata in un momento di forti trasformazioni in casa Canottieri Padova, tanto che l'organizzazione del torneo è stata realizzata a 4 mani da 2 diversi direttivi societari. Gianpietro Battaglia non è più il presidente della Canottieri, ma ha lavorato per l'organizzazione di questo torneo. Ancora una volta avete scelto di scommettere sul tennis femminile organizzando il più importante torneo in Veneto proprio dedicato alle donne. Sì. Abbiamo avuto qualche momento di dubbio all'inizio dell'anno perché bisognava confermare il torneo, ma eravamo in scadenza di mandato. Mancava il contributo del comune per note ragioni e poi aveva deciso di andare avanti. Una scommessa vinta però. A giudicare da come vanno le cose qui direi di sì, è stata una settimana bellissima, un torneo bellissimo, la finale in corso. Mi sembra che si possa dire che valeva la pena di rischiare. Il testimone in casa Canottieri è passato nelle mani di Andrea Massaggia al suo primo challenge da presidente. È andata veramente molto bene all'insegna della serenità, si è svolto tutto nel migliore dei modi. È stata una scommessa che è stata raccolta all'inizio dell'anno perché c'era comunque qualche incertezza organizzativa e poi abbiamo di comune accordo comunque, anche se al tempo io non avevo nessun ruolo, si è deciso comunque di andare avanti. È una tradizione a cui non vogliamo rinunciare e quindi mi sento di dire che proseguiremo in questa strada. Infatti questa era la domanda che le volevo fare. Quest'anno insomma il successo di questo torneo è evidente, la qualità del gioco pure. Possiamo dire che quello della Canottieri resterà un appuntamento fisso per il tennis femminile veneto? Ci proviamo di sicuro, sono 13 edizioni non nascono per caso, sono la testimonianza di serietà, impegno e di un circolo adatto a iniziative di questo tipo e di questa importanza. Ci sono molte persone che ci lavorano dietro con entusiasmo, con impegno e il successo è testimoniato qui da questi 8 giorni di grande tennis, di grandi atlete, grande gioco e grande serietà organizzativa e professionalità sportiva. Possiamo dire che è un regalo che fate ai vostri soci questo torneo? Di sicuro sì, è un regalo che facciamo a loro e loro fanno a noi. In altri momenti hanno deciso comunque di supportare l'iniziativa dando anche loro un piccolo contributo e dimostrando quindi di volere fortemente questo tipo di iniziative. Un regalo ai soci e a tutta Padova, anzi un regalo all'intero movimento tennistico veneto che proprio alla Canottieri ha l'occasione di apprezzare il grande tennis femminile. Gianfranco Piombo, non solo grande tennis maschile in Veneto, anche quello femminile, qui a Padova alla Canottieri il più importante, 25.000, che porta proprio il grande tennis in rosa, definiamolo così, nel Veneto. Questa sulla città di Padova è una tradizione femminile, il femminile è il torneo più importante del Veneto. Grandi giocatrici poi sono venute qui, sono passate di qua e qualcuna li vediamo nel circuito internazionale, il che significa che proprio veramente ci tengono ad arrivare in questa città, giocare perché sono trattate coccolate e portano dei risultati favolosi. Alessandro Zambon, la Canottieri anche quest'anno ha deciso di scommettere ancora una volta sul tennis femminile. Sì, siamo felici che la Canottieri sia riuscita a mantenere questo impegno anche quest'anno, un impegno che ormai è diventato tradizionale perché questa è la 13ª edizione del torneo. Sappiamo bene le difficoltà che ci sono in questo momento per quanto riguarda gli sponsor, fortunatamente sono riusciti a trovare degli sponsor e quindi a rispettare gli impegni che avevano preso. È stata un'edizione bellissima, aiutata anche dalle condizioni meteo favorevoli. Abbiamo visto delle giocatrici di ottimo livello, le italiane mi pare che siano ben comportate. Purtroppo non è arrivato un italiano in finale, ma la Matteucci è arrivata in semifinale, quindi un risultato da tenere in grande considerazione sicuramente per il futuro.
Perché sono pochi i club che riescono a scommettere, diciamo, sui tornei femminili, forse è anche più facile trovare magari sponsor o coinvolgere proprio in ambito maschile, insomma non sono moltissimi questi club che riescono a fare un torneo così. Ma io direi che forse credono che con i maschietti sia più facile perché numericamente ce ne sono di più, però tutto sommato le ragazze quando arrivano e ci tengono a partecipare e a continuare nella partecipazione. Difatti da molti anni loro qui sulla Canottieri Padova sono specializzati in questo torneo femminile e hanno dei risultati con delle partecipazioni numerose ed importanti. Oltre al fatto che questo permette anche alle tenniste, alle giovani tenniste venete di poter vedere proprio del tennis professionistico. Ma questo è molto stimolante vedere, perché Padova poi si raggiunge in un attimo a tutte le posizioni delle altre città del Veneto e permette di vedere veramente un'ottima qualità tennistica da parte di queste ragazze. Ancora una volta dunque Padova ha ospitato il grande tennis, una stagione quella estiva che vede proprio la città del Santo trasformarsi nel cuore del movimento regionale, come testimoniano i tantissimi eventi ospitati dal territorio padovano. Ci sono degli impegni di carattere internazionale quasi concomitanti a Padova, per esempio il torneo ETA Under 12 internazionale che si svolge presso il centro sportivo Plebiscito, anche questo è un appuntamento ormai diventato tradizionale, che vanta una partecipazione straniera di tutto rispetto. Proprio come è accaduto al Padova Challenge Open vinto dalla svedese Peterson, che ha sollevato al cielo il trofeo dopo la dura battaglia con Anastasia Vasilieva. E festa nella festa a chiudere definitivamente la 13ª edizione della manifestazione organizzata dalla Canottieri Padova, la sorpresa riservata al past president Gian Pietro Battaglia, commosso per il regalo arrivato direttamente in campo.